Sana sanità. L'argomento di questa puntata è allergologie, le allergie. Ospite è il dottor Corrado Castagneto, responsabile allergologia dell'ASL 4. L'allergia è una materia talmente vasta che c'è da perdere la bussola e proviamo un po' a dipanare questa matassa che è enorme col dottor Castagneto. Allergia è un disturbo, una malattia, che cos'è? Come si può definire? È una malattia. È una malattia. Che cos'è? Racconti un po'. Banalmente si può dire che è semplicemente una reazione anomala dell'organismo nei confronti di una sostanza che noi chiamiamo allergene, che per la maggior parte delle persone risulta essere assolutamente una cosa tranquilla, normale, ma per certi pazienti geneticamente predeterminati determina gravi reazioni, dal semplice raffreddore, il classico raffreddore da fieno, la reazione più grave che è l'asma e ancora più grave è l'allergia alimentare. E questa è l'anomalia. E questa è l'anomalia, un paziente che respira un profumo, un fiore, e normalmente dovrebbe essere contento di sentire un buon profumo, invece inizia a starnutire. E il nostro sistema immunitario? E il nostro sistema immunitario inizia a fare degli anticorpi contro contro i pollini, contro gli epiteli di cane e gatto, contro gli acari della polvere. Perché? Perché ci sono tante spiegazioni. La più semplice è pensare che siamo geneticamente predeterminati, poi c'è l'incontro di questo allergene con un sistema immunitario che si dice che non può non fare niente. Il nostro sistema immunitario è un sistema che deve difenderci sempre contro qualcosa. Per fortuna negli anni le vaccinazioni hanno favorito la distruzione dei germi, quelli più importanti, pensiamo alla tubercolosi, pensiamo al colera di anni fa, in cui il sistema immunitario era fortemente, come dire, impegnato a combattere questi germi. Per fortuna oggi questi non esistono più, ma d'altra parte il nostro sistema immunitario è un esercito, l'esercito deve combattere, deve tenersi in allenamento. E allora ha individuato i pollini e ha iniziato a farci starnutire. Senta, ma questa allergia, questa risposta, dice, è una risposta dannosa, difensiva e esagerata. Esagerata, sì, perché normalmente il sistema immunitario dovrebbe difenderci, aggredire l'avversario, ma poi non riesce a difendersi completamente e inizia. Poi il polline è innocuo, non fa male e quindi inizia a creare questi anticorpi poi si attaccano contro le cellule dell'eosinofilo, contro gli eosinofili, che è una particolare sottopopolazione dei globuli bianchi, esplodono, liberano istamina e noi iniziamo a starnutire, avere l'asma, ad avere il prurito sulla pelle. Queste sono le allergie non alimentari, quelle non alimentari. Con l'alimento succede più o meno la stessa cosa. Ma queste allergie sono provocate, oltre che dai pollini, da altre cose? Sì, dall'epitelio degli animali, dal cane e il gatto, piuttosto che gli acari della polvere, piuttosto che gli alimenti. E gli organi che vengono coinvolti in queste allergie possono essere tutti gli organi? Tutti. Purtroppo sì, nella forma più grave, tutti gli organi, che è l'anafilassi, il cosiddetto shock anafilattico, tutti gli organi sono coinvolti, dall'apparato respiratorio, il paziente ha broncocostrizione, quindi fa fatica a respirare, poi ha l'orticaria, quindi la cute, al tubo gastroenterico perché inizia a gonfiare il labbro, gonfiare la lingua, poi ha vomito, diarrea, poi il cuore perché inizia a avere la tachicardia e poi nelle fasi più terminali il collasso cardiorespiratorio. Questa sarebbe l'anafilassi. L'anafilassi, che può essere da alimenti e che cosa si fa? Ma come si fa a diagnosticare? Come si fa a dire è anafilassi? Purtroppo i colleghi del 118 sono quelli che vedono e capiscono benissimo cosa è un marasma, è proprio una montata, è veramente una serie di sintomi che è rapidissima. In pochi minuti il paziente dallo stato di benessere passa a uno stato di malessere e di morte, di sensazione di morte imminente, perché ha mangiato l'alimento a cui lui è allergico, perché è stato punto dal veleno di emenotteri, quindi ape, vespe e calabrone. Ne abbiamo purtroppo ogni tanto, sentiamo sui giornali, paziente che muore. E lì è fondamentale una diagnosi
prima, perché ci sono le avvisaglie, si può fare diagnosi prima e si può fornire al paziente una penna autoiniettabile, cioè l'adrenalina autoiniettabile da portarsi sempre con sé. Come quello per il veleno di vipera, per esempio. Quello che una volta, che adesso non esiste più, oggi noi ai pazienti allergici forniamo questa penna, l'adrenalina autoiniettabile. Nella nostra ASL abbiamo più di 100 persone che viaggiano con l'adrenalina nel taschino. Però sono pazienti che questi li salva la vita. Noi diciamo sempre al paziente: cellulare, per fortuna oggi ci sono, quindi anche se sei da solo chiama subito il 112 adesso, va bene, il sistema dell'emergenza, attiva l'emergenza, comunica loro che sei un allergico, che sei seguito dal centro di allergologia, che hai la penna. E a quel punto i soccorsi arrivano e Ma si nasce o si diventa allergici? Si nasce e si diventa. Si nasce nel senso che c'è sicuramente una predisposizione genetica. Oggi ormai sappiamo che 2 genitori allergici hanno quasi la certezza matematica di fare un figlio, nel senso che più dell'80% di probabilità che il primo figlio sia allergico, ma hanno anche l'80% di probabilità che il 6º figlio non sia allergico. Però oggi qual è il problema? Che si fanno pochi figli, quindi i 2 genitori allergici fanno il primo figlio allergico e poi tendenzialmente il secondo è ancora allergico, poi dovrebbero andare avanti per poter avere figli non allergici, ma in realtà l'aumento che abbiamo oggi è perché facciamo pochi figli e quelli che facciamo sono allergici. Ma queste allergie perché si sono sviluppate in questo modo? Perché non c'è solo la predisposizione genetica, c'è anche l'ambiente, nel senso che il benessere, la malattia allergica è una malattia del benessere, per quello che dicevamo prima, le malattie gravi, infettive gravi che colpivano nei primi anni di vita non ci sono più per fortuna e quindi abbiamo poi trattato troppo i nostri bambini anni fa con gli antibiotici nei primi anni di vita, abbiamo troppo tenuto i bambini sotto una campana di vetro, troppo puliti. Io ormai ho più di 50 anni, si giocava nella terra, ci si sporcava, il nostro sistema immunitario costruiva e si istruiva poi c'è stato un periodo in cui il bambino viveva un po' troppo sotto la campana di vetro e oggi vediamo questo aumento che 1 su 4 è allergico. Io ho fatto l'allergologo anch'io su me stesso. Bene. Io ho avuto, sono 2 anni che di questa stagione comincio ad avere dei pruriti tremendi. E le ho provate tutte, medicine non ne ho preso, non sono andato dal medico, ho fatto le corna al medico. Ma è giusto. Ma non riuscivo a capire che cosa mi stava succedendo. Un giorno ho cominciato a fare digiuno e ho digiunato quasi 2 giorni, bevendo solo acqua. E il prurito mi si è passato pian pianino. Poi ho cominciato a mangiare qualche cosa, a vedere che... ma non sono riuscito a saperlo. Quest'anno forse perché mi è ripreso, sono 2 giorni che non ho il prurito, però sono 3 giorni che non mangio frutta. Sarà quella? Ma il prurito era localizzato? Localizzato qui e alle braccia. Io ho smesso di mangiare la frutta. Ma ho paura che sia il contenitore, non il contenuto. Non è la frutta. No? No. Cioè la manifestazione allergica agli alimenti è immediata, cioè mentre io sto mangiando l'alimento inizio a avere il prurito alle labbra, alla lingua. Piano piano questo prurito diventa sempre più fastidioso, inizia a gonfiare le labbra, iniziano a gonfiare le lingue e può poi scemare in pochi minuti. Questa noi la chiamiamo sindrome orale allergica. Spesso questa sindrome orale allergica è collegata all'allergia respiratoria, cioè il paziente è allergico a determinati pollini e poi mangiando determinati alimenti cosiddetti cross reattivi ha questa sensazione nel cavo orale. Spesso solo con l'alimento a crudo, l'alimento cotto invece è ben tollerato senza problemi. Altre volte purtroppo anche l'alimento cotto dà fastidio e ahimè, in questi casi l'alimento scende nello stomaco, inizia a dare mal di stomaco e poi scendendo giù disturbi sempre più fastidiosi e a questo punto viene assorbito e c'è anche il prurito cutaneo. Però saltando
la parte orale e gastrica, il prurito deve trovarsi un'altra causa. Ecco, quindi la mia diagnosi è sballata, però sta di fatto che... No, non è un meccanismo allergico quello che dà, perché il prurito, ecco. il prurito quasi mai è di natura allergica, il prurito senza altro sintomo. Sì, Sì, è che è una grossa, purtroppo è una grossa battaglia che noi allergologi spesso affrontiamo con i pazienti. Il paziente lamenta prurito e fa prurito uguale allergia. E io dico, prurito quasi mai allergia, non io. Cioè, ormai si sa che il prurito quasi da solo, se non è accompagnato da altri sintomi, quasi mai è di natura allergica. Ho capito, va bene. Comunque, io ora continuo così. Potrebbe e essere speriamo il fegato, ma non voglio invadere il terreno di immunoterapia, cure, vaccini. Allora, l'immunoterapia è la terapia per la malattia allergica respiratoria. È fondamentale perché, come il sistema immunitario ha imparato a riconoscere come un nemico da combattere il polline, noi rieduchiamo attraverso l'immunoterapia il nostro sistema immunitario a non riconoscere più il polline. È fondamentale, funziona oltre il 90% dei casi e nel resto del 10% funziona un po' meno. Cioè, per noi l'obiettivo massimo è il paziente faceva uso di farmaci, dopo l'immunoterapia non usa più farmaci, questo è il nostro. Il paziente rinitico non diventa asmatico, ormai noi sappiamo che se noi trattiamo i pazienti con rinite allergica con l'immunoterapia non diventano allergici. Sappiamo anche che il paziente che ha la rinite ha un 40-50% di probabilità di sviluppare asma, quindi se noi trattiamo tutti i pazienti con l'immunoterapia nessun paziente va verso asma. Quindi l'immunoterapia è fondamentale. Una volta si faceva sottocutanea, quindi con le iniezioni una volta al mese, con il rischio e aveva effetti collaterali locali e a volte effetti sistemici. Oggi, 20 anni, da 20 anni ormai si fa anche, ma si fa soprattutto la sublinguale, cioè gocce compresse da mettere sotto la lingua, con cadenze che a seconda dell'allergene può essere tutto l'anno, parte dell'anno, e quindi non ha praticamente effetti collaterali, tanto per dire l'immunoterapia sublinguale si può fare anche in gravidanza. Non si inizia in gravidanza perché nei primi tempi può dare fastidio, ma durante la gravidanza, quindi ha il massimo. Ha un effetto collaterale, dico io, in Liguria, non è mutuabile, se non per un allergene, che sono solo per le graminacee che è mutuabile. Per le altre allergeni al momento non è mutuabile perché per le graminacee è terminato a livello del Ministero il percorso di riconoscimento da immunoterapia a vero e proprio farmaco in grado di modificare la storia naturale della malattia allergica. Per le graminacee ormai è stato autorizzato e da 3 anni che su prescrizione nostra, piano terapeutico solo degli allergologi, i pazienti hanno accesso al farmaco gratuito. La parietaria, per la parietaria, per l'olivo, la caigea, la gamba rossa. Io ho imparato in questi anni, lavorando un po', non solo per l'AS4, ma i pazienti arrivano anche dall'AS5, dalla 3, ho imparato tutti i nomi possibili della canigea. La prossima, diciamo 2019, più probabilmente 2020, sarà quella per l'immunoterapia per gli acari, che è già farmaco a tutti gli effetti, è stato riconosciuto, c'è a Roma, c'è un piccolo blocco devo mettersi d'accordo sul prezzo, sulla rimborsabilità. Senti dottore, il ruolo dell'ambiente, della casa, del clima e l'allergia? Sì, allora per gli acari ad esempio se noi potessimo vivere tutti sopra i 2000 metri non ci sarebbero problemi perché l'acaro sopra i 2000 non riesce a vivere. L'acaro vive bene nell'ambiente nostro, umido, non troppo freddo, non troppo caldo, quindi in casa da ottobre, i nostri pazienti allergici agli acari da ottobre a marzo-aprile qui da noi non stanno bene. Dobbiamo lavare le lenzuola almeno a 60 gradi. Una volta battevano col battipanni, è fondamentale mettere, ora non battono più, la gente non batte più i panni. È fondamentale, non solo, ma mettere proprio fuori all'aperto, aprire le finestre, cambiare l'aria la mattina, raffreddare, perché l'acaro questo lo aiuta a morire. E sicuramente lavare le lenzuola a 60 gradi, che alcune massaie non gradiscono perché possono decolorare le lenzuola, però invece i 60 gradi sono fondamentali. E il clima eppure anche. Mettere via tutti i maglioni eccetera sotto vuoto.
Senta dottore, la celiachia è Sì. un'allergia o che è una intolleranza? Cos'è? Non è né un'allergia né un'intolleranza, Ah, è una è una malattia? malattia Ah, una autoimmune, malattia. è una malattia ho capito. autoimmune, nel senso che poi il glutine è, come dire, la sostanza che determina la malattia, però c'è tutto un meccanismo immunologico che sta dietro alla celiachia, anche qui geneticamente predeterminato e anche qui anticorpi, gli antitransglutaminasi che vengono creati per colpa del glutine, quello sì, però non è un'allergia. Infatti la cura è l'astensione assoluta dal glutine in tutte le sue forme. Senta un po', dottore, qui stanno demonizzando certi alimenti, per esempio il latte. Ora viene demonizzato, latte, uova, pare che siano da cancellare quasi dall'alimentazione. Diciamo un po' qualche cosa su queste sostanze, perché... Il latte è vero che può dare fastidio, perché dobbiamo entrare nell'ottica più generale dei mammiferi. Il mammifero uomo è l'unico mammifero che da adulto vuole continuare a mangiare il latte, perché normalmente nell'età pediatrica si ha dentro di noi un enzima che si chiama lattasi che digerisce il lattosio, che è lo zucchero del latte. Crescendo l'enzima tende a non prodursi più perché non serve nella catena alimentare e quindi noi il latte dovremmo mangiarlo, io dico sempre ai nostri pazienti, dal gorgonzola in su, che è anche più piacevole, no? I formaggi, il parmigiano, questi non danno nessun problema. Il vero allergico, invero, è allergico alle proteine dell'uovo, del latte. Le proteine del latte, ma anche dell'uovo, l'allergia inizia nei primissimi mesi, anni di vita, cioè quando c'è lo svezzamento e passi lì il paziente ha le vere allergie. E nel 75% delle volte, per fortuna, verso i 4-6 anni il paziente gradatamente perde l'allergia alle proteine del latte e dell'uovo. Purtroppo ci sono i pazienti più gravi perché sono quelli che poi anche da adulto rimangono allergici e sono quelli che viaggiano con l'adrenalina autoiniettabile. Ma tenga conto che basta la famosa goccia, basta la forchetta sporca e per innescare la morte, cioè lo shock anafilattico, no? Quindi quelli che invece parlano di intolleranza perché hanno il gonfiore alla pancia, eccetera, sono tutte situazioni che non c'entrano nulla all'alimento, è un problema di digestione, un problema di nuovo del contenitore, un problema dello stomaco, del fegato, eccetera. Le intolleranze alimentari di cui si sente tanto parlare non esistono, esiste l'intolleranza al lattosio nel senso che c'è un deficit di lattasi. Basta. Tutto il resto è... Sì, ma anche le noci, i crostacei, tutte queste... Allora, tutti questi alimenti sono i 14 alimenti, perché ci sono 14 alimenti che la Comunità Europea ha riconosciuto essere importanti da un punto di vista allergologico, perché rappresentano da soli il 95% degli allergeni. C'è anche la frutta secca, ma di nuovo sono quantità minimali che nel mentre io sto mangiando la prima noce sto già chiamando il 112 perché sto male. Sono queste le vere allergie. Tutto il resto, quelli che pazienti che purtroppo a volte vengono anche magari in maniera non proprio corretta dall'allergologo per la pancia gonfia, piuttosto per il meteorismo, non sono disturbi allergici e non sono neanche quei disturbi di cui si sente parlare adesso, questi test propagandati di cui non c'è nessuna validità scientifica, dei test per l'intolleranza che ahimè vengono fatti alcune volte anche nelle farmacie. Non hanno nessun valore scientifico. Senta un po', dottore, a me sembra che ci siano pochi medici che si interessino di allergie. Ce ne vorrebbero di più perché qui stanno aumentando queste allergie. Mi pare che... Sì, io come segretario regionale della nostra stazione di allergologi e immunologi effettivamente notiamo che... Ma è un problema che nasce a monte. Io mi sono specializzato con altri 4 colleghi 25 anni fa ormai. Oggi dalle scuole di specialità di allergologia esce uno specialista all'anno per la Liguria.
È come quasi per Quindi c'è stato un errore di programmazione molti anni fa, 15 anni fa, quando hanno cominciato a ridurre, non si capisce bene perché, mentre da una parte il Ministero della Salute diceva è la malattia che aumenta. L'epidemia del 2000, si parlava della malattia allergica come l'epidemia del 2000. Allora hanno anche deciso di ridurre il numero degli specialisti. Così succede anche nella geriatria. Senta, facciamo un po' qualche domanda veloce, risposta veloce, abbiamo poco tempo. Esami del sangue e allergie? No, nel senso, ancora oggi la diagnosi si fa parlando col paziente, quindi con una buona anamnesi, i test cutanei e oggi, perché nei pazienti selezionati, test cosiddetti di secondo livello, cioè di biologia molecolare. Noi abbiamo riaperto i rapporti con il laboratorio quando 5 anni fa si fa la biologia molecolare. Prima il laboratorio non serviva all'allergologo. Allergie nei bimbi e negli adulti? Quello che dicevamo prima, nei bambini soprattutto l'allergia alimentare, che purtroppo può crescere e diventare allergia permanente. Abbiamo visto il latte e le uova. È importante, fondamentale nel paziente rinitico, allergico a 7-8 anni fare l'immunoterapia, perché sicuramente fai crescere un bambino sano. Allergie medici di famiglia? I medici di famiglia dovrebbero aiutarci a fare una selezione per non mandare tutti i pazienti dall'allergologo. Allergia e civiltà? È una malattia del benessere, la malattia allergica. Abbiamo parlato prima. È una malattia del benessere. Allergia e animali? È un rischio, nel senso che il paziente allergico, quando diventa veramente allergico, soprattutto al gatto, la convivenza è impossibile, perché l'allergene al gatto è un allergene asmogeno, quindi ti determina l'asma molto facilmente, quindi è difficile. Allergia a farmaci? Purtroppo è un altro settore dell'allergia che nei prossimi anni continuerà ad avere sempre più pazienti, perché usiamo troppi farmaci e spesso c'è anche confusione. Non tutto ciò che il farmaco induce come effetto collaterale viene letto come effetto collaterale, spesso viene letto come allergia. Adesso meno, ma quante volte abbiamo visto, io sono allergico all'aspirina, ma cosa le succede? Mi viene mal di stomaco. Non è un'allergia, è un effetto collaterale. Sì. Quindi purtroppo confondiamo i piani. Allergia e farmaci, ha un po' risposto. Però i farmaci servono per curare la malattia allergica. Gli antistaminici, non dimentichiamoceli. Allergia e calendario dei pollini. Fondamentale. Noi lavoriamo Spieghi un po' cos'è questo calendario dei pollini. Perché... Noi abbiamo modo, in San Martino c'è una macchina che conta i pollini presenti nell'aria e riusciamo noi ad avere, sempre perché il paziente ci dice a maggio io sto male, ma ok, ma vediamo cosa c'è a maggio nell'aria che tu respiri. Il calendario pollinico ci dice qual è il polline prevalente, perché purtroppo a volte il test cutaneo ci dice se è allergico alle graminacee e alla parietaria. In certi mesi dell'anno sono sovrapposte. Poi magari in quel periodo esatto il paziente nell'aria c'è soltanto la graminacea o c'è soltanto la parietaria. Ecco che allora noi sappiamo. E il calendario pollinico ci ha aiutato ad esempio a scoprire delle allergie un po' strane qui da noi. L'allergia al girasole non è così frequente qui da noi. Poi andando a cercare il calendario pollinico in determinate zone il paziente stava male e noi sapevamo che lì c'era il girasole. Senta, mi tolgo una curiosità, lei è già stato sul Lungoltella, sa dove? Ecco, lì ci sono i tigli, poverini, con gli anni, e in primavera cominciano a mandare fuori questa lana, no? Io quando passo di lì dico, ma sarà mica di quelle che fa venire l'allergia? No, il tiglio non è cammino un po' di corsa. Però il tiglio non è una pianta molto allergizzante, cioè se facciamo una classifica... Perché quella cosa che volano... Quelle... Sì, ma noi siamo allergici a cose che non vediamo, il polline sono microscopici, non li vediamo. Da noi parietaria, olivo, carpino, tantissimo carpino, nocciolo,
carpino, carpinella, sì. il cipresso, che è una pianta che sta diventando allergizzante, sempre di più. Allergie ai prodotti chimici. Anche lì c'è molta confusione, spesso i prodotti chimici non danno allergia, danno reazioni tossiche che poi vengono interpretate come reazioni allergiche. Quelli importanti sono le dermatite, ad esempio, se consideriamo un prodotto chimico il lattice, quella è un'allergia importante da individuare precocemente per evitare i rischi di sala operatoria dell'allergia al lattice. Il nickel, che è un metallo che è molto presente in tutti i prodotti con cui noi e dà delle dermatite importanti. Allergie transitorie e allergie permanenti. Forse ci riferiamo alla cosiddetta rinite stagionale e la rinite perenne. Oggi non parliamo più così, noi parliamo di riniti intermittenti e persistenti. Si intendeva le allergie stagionali, quelle dei pollini legate, mentre le perenni sono quelle dei epiteli e degli acari. Ho capito. La lettura delle etichette. Fondamentale per gli allergici. Diciamolo un po' ai nostri telespettatori. È fondamentale, gli allergici alimentari devono vivere leggendo i loro prodotti, perché adesso sempre per la legge europea c'è scritto può contenere tracce di frutta secca, può contenere latte, può contenere... Perché è tremendo, lei diceva che basta il contatto. Sì, ma poi bisogna anche stare attenti, perché quando lavoravo al San Martino, ad esempio, una signora ben conscia di essere allergica, di suo figlio essere allergico al latte, è andato ha comprato la solita fetta di carne dal solito macellaio, il solito pane nel sacchettino confezionato dove c'era scritto che non contiene tracce di nulla, a 400 mg, la confezione era da 400 mg. Quella volta è andata da macellaio, è andata dal supermercato, ha preso sempre lo stesso sacchettino, però era da 200 grammi e non ha letto. E su quell'etichettatura c'era scritto può contenere tracce di latte. Al secondo boccone di carne impanata che aveva fatto alla fine, il figlio, per fortuna c'era l'adrenalina in casa. Quindi bisogna leggerle sempre. Sì. La teoria del chiodo scacciachiodo. Ho letto che in America hanno messo a punto un vaccino contro le noccioline americane e che... Il principio dell'immunoterapia è quello, cioè noi diamo l'allergene modificato in grado di creare una risposta immune, ma non immunogena, cioè dà una risposta immune. Lei ha ragione, perché vede, io quando mangiavo la frutta ho provato a mangiarne di più, ma bisogna modificarlo. Non ho scacciato questo chiodo, però è un po' lo stesso principio della omeopatia, diciamo, le tracce... No. Vabbè, ho detto una fesseria. No, l'immunoterapia, anzi, gli insuccessi dell'immunoterapia sottocutanea erano dovuti al fatto che le dosi di allergene che davamo erano troppo basse. Cioè è fondamentale dare non solo l'allergene modificato, ma ad alte quantità, in modo tale che il sistema immunitario capisca che non deve avere reazione. Ma domani il mondo sarà tutto allergico? Allora, ci sono le due correnti. Epidemiologicamente dovrei rispondere di sì. Però io spero che sempre di più si possa fare diagnosi precoce, terapie precoce, l'immunoterapia. Oggi l'immunoterapia, a parte i costi, ha un grosso svantaggio nella durata, deve essere fatta per non meno di 3, l'ideale sarebbero 5 anni di immunoterapia. Gli esperimenti che si stanno facendo sono quelli di provare a vedere se facendo la via cosiddetta intralinfatica, cioè iniettare a livello del linfonodo, inguinale, ci sono già dei lavori di secondo, diciamo di livello 2, 2 iniezioni sono sufficienti a indurre un'ottima risposta immunitaria. Altre strade sono i cerotti. Mettere un cerotto una volta al mese non è come prendere le compressine tutti i giorni o più volte al giorno. Cioè, quindi i meccanismi, le vie alternative che si stanno studiando per l'immunoterapia, quindi ridurre i tempi, sicuramente renderanno più accessibile l'immunoterapia a tutti e quindi si ridurrà la malattia. Ci saranno più teorici malati ma più guariti. Noi dobbiamo chiudere. Subito rapidissimo un consiglio alle famiglie. I bambini piccoli
fateli giocare nel terreno, fateli sporcare. E se volete regalare un animale al vostro figlio, regalatelo quando il bambino è ancora nella pancia della mamma. Ah sì, cominciare allora. Sì. Bene, con questo consiglio del dottor Castagneto abbiamo terminato. Noi ringraziamo il dottor Corrado Castagneto, ringrazio il nostro regista Cristian, ringrazio voi telespettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.